Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it. Partiamo dall'emergenza sanitaria, con la grande attesa per le decisioni del governo che entro stasera dovrebbe dettare le linee guida per le prossime settimane, ferma restando la massima prudenza e norme anticontagio probabilmente sempre più rigide. Intanto però il contagio sembra da qualche giorno in fase calante. Ieri in provincia di Varese si sono registrati 218 positivi e 7 decessi. Il virus rallenta la sua corsa, sia pure lentamente. La tendenza è ben riassunta nei confronti tra le ultime 2 settimane. Tra il 31 dicembre e il 6 gennaio i contagiati in provincia erano stati in tutto 1969. Tra il 7 e il 13 gennaio 1881, 88 in meno. La città più colpita è stata Varese, dove nella giornata di ieri si sono registrati 23 nuovi contagi per un totale da inizio pandemia di 4.603. Quella con il maggior numero di residenti positivi rimane però ancora Busto Arsizio, ieri 19 per un totale di 5.240. Poi nell'ordine 9 contagiati a Saronno e Malnate, 8 a Cassano Magnago e 7 a Gallarate. In tutta la regione i nuovi positivi sono stati 2.245, a fronte di 31.880 tamponi, con un indice di positività per il secondo giorno consecutivo al 7%. Sempre in tema di pandemia, una notizia di ieri. Il TAR ha accolto la nostra richiesta, respinge l'ordinanza, le scuole possono riaprire. Così un portavoce del comitato a scuola ha annunciato ieri sera la decisione del Tribunale amministrativo regionale che ha dato ragione al ricorso contro l'ordinanza della Giunta Fontana che prescrive la didattica a distanza per tutte le scuole secondarie fino al 25 gennaio. Vedremo dunque come si evolverà la vicenda, così come c'è attesa per domani, quando centinaia tra ristoranti, bar e palestre attueranno la loro forma di disobbedienza al grido di "Io apro". Passiamo ora alla cronaca. Un cinquantenne di Arona è stato denunciato a piede libero dalla Polizia di Stato per aver acquistato mezzo quintale di fuochi d'artificio e averli conservati nello scantinato della sua abitazione. Le indagini erano iniziate sul finire dello scorso mese di dicembre. È stato allora che gli agenti hanno scoperto che l'uomo, con precedenti specifici, aveva acquistato i 50 kg di materiale, in parte riservato soltanto a chi sia in possesso di abilitazione all'uso di artifici pirotecnici. Non solo, dopo l'acquisto l'Aronese aveva modificato la qualità del materiale aumentandone il potenziale. Il sequestro è avvenuto nella giornata del 30 dicembre, scongiurando pericoli per le celebrazioni di San Silvestro. Andiamo ora a Varese per il grave lutto che colpisce Memo Remigi. Ci siamo innamorati a Milano e non abbiamo mai smesso. Le devo tantissimo, compreso il fatto di essere diventato felicemente varesino. Ci siamo conosciuti da ragazzi e sposati nel 1966. Avevamo la stessa età, abbiamo sempre condiviso tutto. Credo sia facile comprendere cosa provo ora, è un dolore indescrivibile. Così Memo Remigi parla di Lucia Russo, morta martedì 12 gennaio alle 19 nella loro casa di Varese, a 81 anni, dopo una lunga battaglia con la malattia. Vediamo un ricordo nel servizio di Mario Visco. Si è spenta nella sua casa di Varese Lucia Russo, l'amatissima e inseparabile compagna di Memo Remigi, che gli fu anche musa in Innamorati a Milano, il celebre successo del cantautore lariano che partecipò a un disco per l'estate nel lontano 1965. Ci siamo innamorati a Milano e non abbiamo mai smesso, le devo tantissimo, compreso il fatto di essere diventato felicemente varesino. Così Memo Remigi parla della sua Lucia, morta martedì sera a 81 anni dopo una lunga battaglia con una malattia. Ci siamo conosciuti su un campo di golf, io persi la partita ma soffiai questa favolosa ragazza al mio avversario. Nel 2005 la coppia, che ha un figlio Stefano da tempo a Monza, si trasferì a Varese, tanto che Remigi è diventato anche la voce dell'inno ufficiale dei mondiali di ciclismo varesini del 2008. È stata proprio lei a farmi scoprire le bellezze di Varese, ricorda Memo. Aveva studiato al Collegio Sant'Ambrogio e trascorso tanti estati ad Arcisate. Questo addio non è certo stato inatteso per me, ma non si è mai davvero preparati a queste tragedie. E sogno e spero che un giorno noi due ci ritroveremo per riprendere il cammino insieme. Della morte di Lucia Remigi si occupa anche con un articolo di Diego Pisati, La Prealpina di oggi, disponibile in edicola e sui supporti digitali. Questa era l'ultima notizia. Vi auguriamo una buona giornata e vi diamo appuntamento all'edizione delle ore 19 del notiziario di prealpina.it.